Se questo è il metodo che usano, allora io inizio a fare l'elenco con tanto di prove di preti pedofili o gay o che hanno la donna che ha abortito e che sono a capo di grandi parrocchie della diocesi di Padova. Un duro attacco colmo di amarezza e rabbia, quella di Don Marino Ruggero contro la diocesi padovana. Tutti sanno che chi sono e abbiamo le prove perché ci sono, e allora perché non prendiamo in esame questi casi di cui siamo sicuri e vengono invece magari imboscati e non li portiamo questi piuttosto in un tribunale ecclesiastico e magari non c'è un comunicato della diocesi magari più logico e coerente su qualcosa di certo che invece su qualcosa che ancora non sappiamo sia vero fino a che punto. Don Marino sarebbe stato accusato di aver tenuto comportamenti non consoni allo stato clericale inerente agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Insomma, Don Ruggero, secondo la diocesi, avrebbe avuto delle relazioni, ma la sua risposta è dura. Queste voci restano voci finché non sono provate da qualcosa di concreto che dica che siano vere. Nei suoi confronti è stato aperto un processo canonico presso il Tribunale Ecclesiastico. Così Don Marino è partito all'attacco senza peli sulla lingua e togliendosi più di qualche sassolino. Alla domanda se avrebbe inciso in qualche maniera la sua presa di posizione sulla legittima difesa e sull'immigrazione, la risposta è immediata. Queste voci fanno parte di un curriculum negativo che ho e che probabilmente alla curia ormai dà tanto fastidio. E quindi secondo me sono prese di posizioni che hanno perché non ne possono più di me per il fatto che sono un po' controcorrente. Don Marino ha già dato mandato a un avvocato per difendersi nelle sedi opportune, ma lo scandalo ormai ha fatto il giro non solo del paese ma di tutta la provincia e questa sembra essere la punta di un iceberg che rischia di travolgere altre persone.